portati nella casa del Signore, fioriranno negli atti del nostro Dio. Perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora
liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. Vi colmi di fede, speranza, carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie a questi signori amici di hanno fatto benissimo, complimenti al maestro. Grazie a Sandro che ha procurato Sandro ha procurato poi la possibilità di avere questi amici in attività, quindi grazie anche a Sandro e grazie a tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione. Ce la facciamo.